Corto. Salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Fate un applauso più che altro così per rompere il ghiaccio. È un grande piacere per me questa sera essere qui al Po18 che ci ospita per registrare questo podcast che poi va insomma su Spotify, quindi insomma ci sono tutti gli altri podcast, mi raccomando, iscrivetevi, segnatevi, insomma, che partirei, come dire, a rovescio, nel senso che l'ultimo tuo lavoro solista è quello del 2022 che si chiama Rovesciate, ma insomma velocemente per chi non avesse presente, di giovanissimi, Gigi Giancursi, stiamo parlando di un fondatore del gruppo di Perturbazione, insomma band famosissima, storica qui di Torino. 10 anni fa eravate a Sanremo, quindi insomma tutta un'altra situazione. Poi le cose come al solito cambiano, hai avuto anche un'altra, diciamo, situazione discografica come Linda e The Green Man, e poi tante altre incursioni nel mondo dello spettacolo, perché ci sono diversi proprio spettacoli. Io quello che vorrei citare tra i tuoi spettacoli è quello che facevi con l'Ele Roma, cioè Uno, Nessuno e 100 Dylan, che è un titolo per farvi capire che questo solo per dare uno su una serie di titoli, e poi insomma tante altre cose anche in radio, ultimamente con Radio Beckwith, facendo un programma sui Beatles, Beatles, cose di questo tipo. Ma poi mi fermo, cosa stai? No, è che in fondo abbiamo una sorta di affinità elettiva, cioè abbiamo conosciuto il mondo dorato delle stelle, e non che questo non lo sia, perché è bellissimo, però effettivamente abbiamo un po' annusato che cosa si respira in alcuni ambienti, ed è una cosa bellissima che non rinnegherò mai, e penso che nemmeno tu. Cioè mi ricordo quando accendevo MTV e c'eri tu con Kitchen, un po' ti invidiavo, te l'ho anche detto prima, no? Sì, no, cioè, ma e poi in realtà quando siamo stati a Sanremo, sono stati 5 giorni più belli della mia vita, perché poi ho avuto anche una parentesi in cui ho suonato un po' come turnista, ma io non sono un turnista. Ah, è vero, con Siria. E però lì ero stato ai Venice Music Award, cioè tu camminavi, prendevi da bere insieme a Manuel Arcuri, cioè naturalmente prendevi solo da bere. Lo so. Però era incredibile, perché prendevi soprattutto da bere. Cioè, improvvisamente scoprivi che quel mondo non era sullo sfondo. Immagino tutto ciò che ti è passato davanti agli occhi e dici: ma allora esiste, cioè non è che non ce lo dicono e questa roba esiste solo sullo sfondo, cioè, ognuno di noi può accedere a questi mondi, magari non più quando abbiamo la nostra veneranda età, ma non disperate, perché un giorno io e Mao faremo un duetto a Sanremo. Beh, è chiaro, perché poi sai, come si dice, gli evergreen, a quel punto ci siamo, siamo praticamente un po' negli anni. Però diciamo che abbiamo cominciato in qualche modo, per quello che era l'ambiente musicale, in un'altra era. Spedivi le cassette che oggi sono un cimelio vintage, mentre ai tempi per noi era il massimo della tecnologia. Quindi diciamo questi potrebbero essere dei punti positivi. Cioè un tempo a registrare era veramente un grandissimo sbattimento, bisognava andare, sembrava entrare nelle centrali atomiche. A proposito di registrare, vedo un uomo registratore che sta entrando in questo momento. Vedi che è arrivato proprio il buon Cheat, il nostro Fabrizio Chiappello, che è passato, che salutiamo, grande sound engineer e produttore, insomma, che è sempre in studio, e che insomma che avete fatto anche tante cose, immagino, in studio con lui, quindi lo conosci bene. E dicevo, però era un'altra situazione, era anche un'altra situazione da un punto di vista diciamo dei locali, dei posti dove si poteva andare a suonare. Giulia prima ha parlato dicendo di aver fatto un pezzo contro la nostalgia, e a volte bisogna non farsi prendere dalla nostalgia, e cerco sempre di tenere la mente insomma aperta, però effettivamente credo che una volta ci fosse più curiosità, ma probabilmente era solo una questione anagrafica. Eravamo più giovani, eravamo più curiosi, avevamo più sete di tutto ciò che ci si muoveva intorno, e i locali erano pieni. Io mi ricordo di Hiroshima quando era ancora vicino a Corso Marconi, uno ci andava a prescindere dai concerti che ci fossero, e poi scoprivi delle band di cui ti innamoravi. Oggi è difficile che le persone entrino in un luogo dove non è stata preparata per loro un'experience, anche il food, il drink, è tutto un'experience. Noi dobbiamo fare e c'erano già i Jimi Hendrix Experience, però non erano ancora a questo livello di elaborazione, per cui le persone devono sempre cercare delle nuove esperienze. Ci sono questi concerti del cazzo, lo posso dire, i Candlelight Concert,
concert, ma non sai nemmeno chi suona, l'importante è che tu hai l'esperienza di vedere un concerto con Lume di Candela, ma vai in culo, scusatemi, certo, magari se ti piace le candele, ti piace quell'aroma che mettono, che ne sai, sono dei profumieri, esatto, sono dei profumieri. La curiosità di conoscere altri esseri umani che si stanno mettendo in gioco come te, perché poi il palco è qualcosa dove a volte ci sei sopra, a volte ci sei sotto. A me piace, appunto, ho conosciuto lei perché suona, mi piace conoscere le persone perché le vedi su un palco e a volte ci sei tu. E allora, perché effettivamente la musica è un virus, però benigno, cioè ti contagia e ti fa cambiare aspetto. Io dicevo sempre che in fondo la musica è una di quelle poche cose insieme alla religione cioè i metallari si vestivano in un certo modo. Oggi chi ascolta trap si veste da Maranza, per intenderci, non tutta la trap, però, perché bisogna fare le distinzioni, però ti fa cambiare. E quindi cioè, i preti seguono una religione e si vestono in un certo modo, le persone che ascoltano la musica si vestono in un certo modo, ti fa proprio cambiare l'aspetto sia esteriore che a volte anche interiore, quindi è interessante. Quindi tu stai dicendo che oggi che praticamente la religione sia un po' dissolta, prende il posto della religione la musica. Allora vi farei ascoltare Dio è morto. No, sto scherzando. Gigi Giancursi e Giulia B. Sono il qui presente, il firmatario, il sottoscritto, sono quello che si sente, sono contrario, sono dritto, sono il primo della classe, sono in piena come il vento, che talento, sono acume, sono scontato, sono pattume, sono in grado di apprezzarmi, so leccarmi una ferita, sono magnifico rettore alla triennale della vita, sono diventato scaltro, penso, scrivo e premo invio. Chissà mai se c'è dell'altro o tutto questo sono io. Sono tanto zucchero ed un pizzico di sale, son mortale, sono eterno, son ringiovanito male. Sono il perno un'altra volta, son la chiave mia di svolta. Sono inverno, sono estate, sono le mie rovesciate. Partito, son tornato, solo o male accompagnato. Ero, sono, fui, sarei. Sono cornuto e son mazziato. Sono parte di uno spazio che lasciate sia concesso. Sono stato messo all'angolo e ci vivo pure adesso. Son descritto dentro i versi, in mezzo ai libri e le canzoni. Son tracciato, controllato, son bersaglio di inserzioni. E se ancora prenderete tutto quello che era mio, mi rivolterò in avanti. Tutto questo sono io. Sono io, 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 sono io. Tutto Cronache dell'abbandono è un album che tu hai fatto uscire in maniera quasi, come dire, uno strappo alla regola, nel senso che l'hai fatto senza cercare case discografiche, senza neanche dirlo quasi. Credo che la definizione migliore l'abbia data Antonio Bardi, che è il chitarrista di Virginia Miller, che un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: ma te tu sei un talebano. Cioè hai fatto uscire un disco e non l'hai detto a nessuno, proprio esatto. Riassumendo questa cosa qui. Esatto. Volevi che ti venissero a cercare un po' una sorta di... Sì, da un certo punto di vista sì, dall'altro ne avevo un po' le palle piene del fatto che oggi, o perlomeno sto parlando del 2017, 18, 19, non me lo ricordo più, cioè le persone prima mettono in piedi un progetto, poi decidono cosa fare, quale sito mettere in piedi, come promuoversi sui social, e poi si pensa alla musica. Ho detto stavolta facciamo il percorso inverso. Poi ho scoperto che di fatto questa roba è successa anche ad altri dopo. Non credo di essere il primo e non ho nessuna medaglia per questo, però era proprio l'idea di ma non hai preso un ufficio stampa, ma che ufficio stampa? Cioè, ma perché? Però
se dovessi consigliare ad un ragazzo giovane oggi di intraprendere, un ragazzo, una ragazza giovane di intraprendere un percorso musicale, effettivamente è giusto che abbia tutto apparecchiato, perché ho sempre detestato i vecchiacci che ti davano consigli. Mi ricordo una volta a Milano c'era forse come si chiama quello che ha fatto Croce de Mauro Pagani, che diceva Pagani, non sì. dovete andare a Sanremo, poi lui c'è stato, no? Ma lasciateci il diritto di sbagliare, che cazzo, però ero giovane e quindi voglio lasciare il diritto di sbagliare anche ai ragazzi più giovani di me. Figa, no? Anche perché oggi, e non scopriamo l'acqua calda, basta mettere un album su Spotify, comprarsi degli ascolti, comprarsi delle visualizzazioni su YouTube, ma lo facevano già anche i Beatles, nel senso che i dischi di Can't Buy Me Love erano stati comprati da Brian Epstein, molti, che era il loro manager, quindi ci sono sempre truccate le classifiche. I Beatles facevano ancora di peggio, ma adesso non posso parlarne qui stasera, se no mi tacciano, anzi mi fanno tacere. Lo sappiamo benissimo, quindi effettivamente ognuno gioca con le regole del gioco dell'epoca alla quale appartiene. E forse ho perso l'interesse nel tentare di dover dimostrare di essere il primo. Cioè, questo lo so io intimamente, no? Io ho avuto la fortuna di conoscere Fabio Magistrali, che ha prodotto 2 dischi dei Perturbazione che sono in circolo. Il primo che abbiamo fatto è del nostro Tempo Rubato nel 2010. Mi piaceva tantissimo, mi piace tantissimo Fabio Magistrali, perché intanto è uno che si è è quello che ha prodotto, quindi non solo i Perturbazione, ma i primi dischi dei Marta sui tubi, del primo Bugo quando era simpatico, sì. che ne so, degli After Hours, e ha fatto suonare ogni gruppo in maniera diversa, cioè ogni gruppo suonava, tu senti, questi gruppi grazie ai dischi fatti con Fabio secondo me hanno costruito la loro identità sonora. E lui secondo me era un maieuta, cioè come Socrate, aiutava le persone a partorire le loro idee. Allora mi piaceva moltissimo seguire questo suo modo di fare, cioè se tu lavori con un gruppo non devi imporre le tue idee, ma devi cercare di far tirare fuori a quel gruppo ciò che diventerà poi il suono di quel gruppo o di quel cantautore. E ho avuto la fortuna di produrre tutti i cantautori, alcuni torinesi, perché poi c'erano, sai, le faide, a Torino ci sono le faide su ogni cosa, vedi Today's o altre situazioni. Certo. E però Rodondi, Mezza Femmina, Ila Rosso, Luciano De Blasi, tutti penso ospiti, tutti ospiti del salotto, tutti ospiti del salotto, io ho prodotto i primi dischi loro ed è stato molto bello conoscerli, lavorare con loro. Dopodiché io non sono quella persona, stima per Max Casacci, però Max Casacci riesce a passare 8 ore per cercare di capire, forse anche tu lo sai, per capire come un tamburello deve suonare alla fine di un giro. Cioè io dopo 20 c'è minuti, anche quell'altro lì che comunque lo fa, e quell'altro cita avete rotto il cazzo con le chain compression, ma fate suonare sta gente, basta, avete 50... anche loro c'hanno ragione. Oggi Davide Tosches ha messo in piedi, sta registrando un disco con Frigerio, e c'è una cosa, un reel in cui c'è Davide Tosches che dice: ma secondo me qua il timpano suona con troppo riverbero, e Frigerio dice: ma che cazzo vuoi? Così proprio. È bellissimo. Possiamo sentire qualche altra, magari un inedito? A sto giro secondo me ti facciamo così una fuori programma, perché l'idea di sentire altri gruppi, di produrli, cioè alla fine poi ti innamori anche di altre band, no? Come ieri sera ne abbiamo passato tutto il tempo ad ascoltare le tue canzoni. C'è un altro autore che ci piace tantissimo, che si chiama Newt, e parlavo prima con una ragazza qua che è di Napoli e non conosce Newt, così glielo facciamo sentire in una versione un po', sicuramente sbaglieremo la pronuncia, ma sbagliamo anche quella italo-piemontese, quindi non ce ne farei una colpa. Quindi ci fate un brano di Newt adesso. L'amore over di Newt. Attenzione, Gigi Giancursi e Giulia B fanno Newt. Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua che menasse a bere, e i vecchi diventassero creature, e a piede scomparesse ogni paura. Se ovvero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pure a via, non s'attornesse l'orso fino a marzo, e la gente non dicesse caso pazzo. Se ovvero
fosse tu l'amore eterno, restasse a primavera pura fiera, non s'addormesse l'orsa fino a marzo e la gente non dicesse che so pazzo. Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua che ammalasse a bere, e vecchia diventassero creature, e a piede scomparesse ogni paura. Chiediamo scusa ai napoletani. Che cosa combinerai il prossimo anno? Ricomincerai con la radio? Hai dei progetti discografici? Vorrei finire il mio programma sui Beatles perché sono a 141 puntate, ne ho scritte altre 3, ma secondo me le canzoni dei Beatles sono almeno 220 tutte perché c'è una puntata per ogni canzone. Mi piacerebbe finire questo, magari dedicarmici anche un po' perché ho tutto stampato, è tutto scritto, è un libro praticamente, è l'enciclopedia, è la Treccani, e so che loro sono in 4 ed è un po' più lunga, e questa roba mi piacerebbe portarla a termine. Sto scrivendo delle canzoncine ma nulla che mi soddisfi pienamente, però non so nemmeno più cosa mi soddisfa. Cioè, oggi, non so, con un'app come Suno, con l'intelligenza artificiale, in 2 secondi puoi fare una canzone con il testo, addirittura se non lo sai te lo fai scrivere da lui, e credo che noi oggi siamo inutili ma siamo utili perché possiamo parlarci. Appunto, il pane di Monpellato l'intelligenza artificiale non la farà mai in questo momento perché è una roba molto locale. Credo nella località delle parole che uno può pronunciare all'interno di una canzone e alla propria esperienza, perché da soli non certo che se vogliamo fare la hit, l'intelligenza artificiale ci fotte subito perché è molto più brava di ognuno singolarmente di noi, come per creare delle immagini o qualsiasi altra cosa. Però forse per dire il tuo punto di vista sul mondo, io credo che ce ne sia ancora bisogno, magari non sarà il mio ma quello di qualcun altro. Credo che queste cose, quindi tutto questo per dirti che non c'ho un cazzo di ispirazione. Tempo fa l'unico strumento social o nemmeno social era la televisione, e in fondo in Italia poi sono diventati grandissimi o conosciutissimi coloro che la televisione ad un certo punto l'hanno abbandonata, e tu lo sai perfettamente, tipo Celentano, Mina, Battisti, addirittura Silvio Berlusconi. Non sto facendo la sua apologia, ma lui esisteva in quanto scompariva, poi è sceso in campo e mannaggia la Madonna, ma questo è un altro discorso. E oggi non è detto che solo che tutte queste 4 persone, forse tolto Berlusconi, avevano avuto la possibilità prima di attestarsi in un mondo passando attraverso la televisione ed essere conosciuti. Quindi forse uno dovrebbe affacciarsi al mondo, farsi più o meno conoscere e poi scomparire un pochettino. Che ne dici? Allora, a questo punto abbiamo magari un pezzo per chiudere questa situazione qui del salotto. Avete un duetto che ci volete proporre? Di cosa si tratta? Agosto. Ah, signore e signori, allora questa è una Agosto, versione ci tenevo a farla. è una roba anche che c'è perfetta. L'abbiamo provata oggi, non l'ho mai provata in questa tonalità, quindi sicuramente la sbaglierò, ma voi mi corrigerete. Ma no, non solo ci correggeranno, ma anzi loro vi supportano, perché adesso facciamogli almeno un applauso per questa Agosto. Gigi Giancursi e Giulia B qui al salotto. Agosto è il mese più freddo dell'anno. L'inverno si sposta 6 mesi in avanti e non è il polo sud, qui non è il polo sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio. Qualcuno è in vacanza e le suona per ore. Che freddo che fa, Dio, che freddo che fa.
ti affacci su un cuore malato. Le 5 di sera ed è già buio pesto, l'inverno d'agosto. Il ghiaccio si posa e ricopre le cose. L'attesa del caldo congela anche i morti, che freddo che fa. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi in questo agosto? Agosto, l'hai scritto sul tuo calendario. Forse hai dormito 6 mesi, ma sei così stanco, tanto stanco. Agosto è il mese più freddo dell'anno. Nell'altro emisfero lo chiamano inverno, l'agosto. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi in questo agosto? Perché tremi in questo agosto? Perché tremi in questo agosto? Giulia B e Gigi Giancursi qui al salotto, veramente grazie mille di essere intervenuti, vi facciamo chiaramente un grosso in bocca al lupo sia a Giulia che a Gigi, ringraziamo tutto il pubblico di essere intervenuto qui al Po18 e chiaramente vi diamo appuntamento alla prossima settimana, avremo altri 2 artisti, Alessandro Romeo e Sara Frusciante, quindi insomma una puntata anche la prossima. Salotto di Mao.